venuto, che stasera è tra noi. Ringrazio Padre Francesco che stasera è pure in piazza. È doveroso ringraziare il Corpo dei Vigili Urbani, i Carabinieri che ci assistono ogni sera. E questa è una serata particolare perché me la racconto in una trentina di minuti, va bene? No, è iniziata l'anno scorso è stato un successo, i ragazzi hanno voluto riproporla, noi li abbiamo appoggiati come amministrazione, siamo sempre stati a loro disposizione, hanno lavorato per 3 mesi per la riuscita di questa commedia che si intitola Amaro a cui ci capita. Sicuramente ci divertiremo. Il gruppo di Acquaviva, la Giarmarita, così si sono battezzati per come si chiamava prima il paese, vi presenta stasera questa bella commedia di Rocco Chinnici. Buon divertimento a tutti e grazie per essere venuti. Stasera è tempo di punta, storie di una volta, quando la fame lo petetto, un panaggio di pane schietto, tocchiavano per le case del paese tutti gli giorni ad ogni mese. In silenzio riconto di giorna di tradimenti, amore e corna. La sfortuna dello scarparo melo che a fondalla manco pare vero. Della moglie peggio si priava e qua amore dello cuore la pasciva. Mentre idra femmina di strada persino quello compare lo cadiva. Pensò all'uramelo di cangiare e una moglie l'aria di pigliare. Pensando che a bruttizza non fa corna, ma pu steno lo conto non torna. Aprite gli occhi e scusate la rima, se ripete ancora la storia di prima. Ora, prima che lo conto piglia vita, parlo con quale a fianco una zita, di ricordare questa storia finita, di sto proverbio esempio di vita. Di la moglie bella non vi priate, che prima o dopo si resta fruttote. Di chi vi brutta e meglio vi guardate, se non volete presto essere cornote. San Giuseppe Pozzobietto, lo vedete? Sono io che penso in sto bagno mezz'ora, sono io che faccio tante cene veloci. Ste schifezze Cirino, non vi scordate quando vieni a giù, la vicina mi dà questa. Speriamo che si ricorda che Luca ci detto, va. Mettiamo a ciavagliare. Oh, come sono contento di questo gran momento, che la mia moglie da parte e se ne va, e se ne va, e se ne va. Sono un cazzolaio senza più guai, di questa qua, di questa qua, di... Ma dico io, che sto verso è? Non mi inventare un'altra cosa invece di fare queste gran voci. Come ve l'ha detto, non vi si legge proprio quando ha cominciato a cantare, sì. Parete cavagnati, frutta e verdura. E ci scommetto che la cattasse con belle banane. Grandissimo pezzo di porco che sei, vendi la tua sorella.
Ma come ti sopporta che buona femmina moglie? A mia per trovare grandissimo porco e facchino. Di qui, va. Che stuvia sono? Che ste maniere sono? Uno è privo di grappi di bucca in questo bagno e subito inizia lo spettacolo. Di cui va? Ma mai vi si cavolo cannarozza? Mai ne vede una uscita di sta lingua befurcuta? Ma mai va recoglio segnerozzo, va? Spera Mattia, con giorno mi avesse saccato in capo sul banchietto e un polmine avesse seccato il cerviello, grandissima questa so. La lingua speriamo a Dio avesse accadere. Di cui va, in sto bagno, siamo due famiglie, una e due. Non ne poteva trovare che saccia una con meno sarbagione. Giusto hit. Meno male che mi voleva bene, eh? Mi amava, melozzo, melozzietto mio. E che fa? Una cantare più? No, io canto. Vuole dire che mi mettete le tappe delle orecchie. A cose del pazze, va. Cominciamo buono stamattina. Melo. Amorina. Da caia, bella madre. Botta le sale! Come sei comandata? Mamma mia, Claudia! Ma che fate, scandaste? Non ti piace così? E io ancora che aspetto. Aspetti, a qua aspetti? Ma qua, tia? A mia. Perché è successo qualche cosa? Sono una chianaste che via di succedere. Ah, tu intendi dire di fare friffriti? Allora che? Come da la te? Con la caputuca! Cavaiare di bella madre mi impressiono, va! Ma mazziddano le carne, mazziddano! Ma perché? Ma cos'è l'aria sogno? No! La presente è una cambiale! Sei più brutta della cambiale, scaduta! Ma poi non ci vede maledetto mia! E poi non mi volesti troppo così! Mamma, mi dici sempre che sogno una pupa di gira! A capitanita, pubblicina, va! Cerca di stare al numero con solo squaglie! Se quando mi maritate... Oh, capiamo sto registro! Questo è un tono discorso da fare ora fino alla mattina, parliamone per sera, va. Te, che ti portavo lo caffè? Grazie, già mi sono pigliato il aperitivo. Allora, stasera... Frete! Sempre se troviamo un accordo, una soluzione, va. Un accordo, una soluzione. E quale fosse sta accordo, sta soluzione da trovare? Perché non me lo dici ora? Ora, proprio ora. Va bene. A così magari serve che cominci a preparare l'oggetto. L'attrezzo, va, che mi osciorirà la mia impressionite e mi permetterà di poter abbracciare e fare... sei contenta però, ah? Melozzo, io per fare caffè facessi qualsiasi cosa, pure chi deve me vestire sexy. Semplice. Tu manco se ti visti semplice. Tu, a solo le cose, un bello sacconeggio, di leno, di lana, di seta, come scrive uno, Che cosa? Un sacconeggio? Sì, sì. E a che serve? Ancora, serve alla mia impressionite. A che cosa? Uffa! Allora, vuoi che veramente noi lo facciamo,
rimedio, una soluzione, in maniera tale che quando ti taglio non mi impressiono, ti posso abbracciare e potremmo fare, capisci no? Oh! Ho capito! Vero! E lo sai che io già l'hai un sacco di come dici tu? È che tu che mi facci teneva le lenticchie. Allora, vuole dire che ogni volta che abbiamo di fare frefrede, ti rompere in testa quando mi vedi Brava! Bravissima! Proseta! Zertasti! Solo che in testa te ce lo devi imparare tu! Io? Tu ne! E come faccio io a sapere quando mi devo fare? Te lo spiego subito che ci sto a fare qua io. Allora, fai finta, cioè no fai finta, per esempio, io sogno cacatavallo, no? Metti che io sogno cacatavallo come tutto l'anno giorno e per esempio mi viene questo desiderio di... Ti disse per esempio, oh! Io sogno cacatavallo, no? Allora mi viene questo desiderio, per esempio, allora io che faccio, no? Piglio un martello e batto un colpo in questa forma di firra, così. Tu, furba come una volpe, si indice un colpo, che fa? Ti stende le tisa nell'urietto, ti inveli sto bello sacco in testa, nel mentre in caso io, capito? Allora, io, come sento battere Due corpa, il martello, mi spoglio, mi stendo le chiamelorietto, finisce. mi invelo un sacco in testa, arrivi tu la madre. Ma come? Sì, Ma ma come? io non sento. Non potremmo fare la ora di corsa. Levati! Ma com'è? Da lontano, ma com'è? Cammina, pure, corre, vattene, cammina, vedi che c'è gente, cammina, all'istate, vattene, disgraziata! Ma come ci porta a me, io, va. A colpa della grandissima tappenara della prima moglie, che a bizzizza che mi va a farci secare con quegli. A volta è una brutta per me dare questi problemi, di che cosa me lamento? A volta invece che, ora per alleare. Tu sei angeloso. Senti una cosa, come potessi tu chiamare Zumelo? Tu preferisci meglio, va? Ma che dite? Ma ti è matto? Vedo un mio errore. Oh, mascio, o leggi a modo tuo. Si da qua non congedo, va bene. Ma se c'è un cliente, ma capire, angeloso. Ma ti è tutti per un matto come una bottiglia! E tutti mi chiamassero matto, gli che fanno te diatte? Io un vero matto, bottiglia! Facciamo una croce con la mano manca stamattina, Siete ragione, ma va dicendo ora che va facendo, come cercando, va? Com'ero? Tutti buono è? Buonissimo, vedo che prende subito di gusto come una gramigna, pum, vai, bravo! Che va cercando anche l'uomo, vedi? Ma stamattina peccato che è venuto qualcuno! Che faccio? Qualche femminattana! Dico, pana, vuole dire solo pana o te mangiaste qualche parola? Stamattina non ti mi pare un po' cottoletto!
proprio stamattina che era gelozzo, vai un culo del corpo, va, proprio va, che da bene. Che tocco fa? Io te detto stamattina che venne qualche film nattana, come per dire curiosa. Ah, sana, curiosa, niente di meno, taglietta. Che vi aggiustare scarpe, che vi fare? No, niente, fotti il paio, ma io vengo, ma perché? Sì, forse il figlio che parlavo di questo. Ma che te mamma? Sentiamo che dice A me devi battere per la cazza, ma mi veloce e ti fa imparare a comprare le cappe. a contare scarpe. Ma che proprio ora? Vabbè, se vedi che oggi è proprio la giornata. Ah sì, te già va. Contare scarpe. E allora, attento. Uno, due, tre, quattro. Ma da me? Ma che mi manca del momento? Contare, no? Contare! Ah, io gli ho dovuto contare. Allora, ripetiamo. Che pilotamo? Se la vediamo, de cuia, che fanno io oggi davanti a portare le pulite, va? Allora che fanno in giorno? Un già bastavo e tu non ci moneto, che chiangi? Sentite, grandissima firma scippa! Da sentirete subito di che prima cavarà fuori questa forma di firma, va! Ma da lì che sorte di tappenara, va, assittata, va! Bell'amore che mi viva, ti amo, amore mio! Ma non male come mi sei pulita, va! In questo bello caro mio non si può più né cantare e neanche piangere. Diventa il bagno della clausura, diventa. Assittata, Angelo, assittata per cortesia, va. Allora. Attento. 1, 2, 3, 4, 5. Ma che mia perfetta! Io gli dico a contare come cantare proprio come a Dio! Ah, cantare come Dio, cos'è? La donna immobile sulle postale, ma cos'è? Ma oddio, è un matto! Io gli dico a cantare con te! Ah, cos'è? Cantare come Dio, ma la donna immobile! Lontese, puoi venire Ferruccio! Minchia ora! E tu vedevamo sta cosa che ti fa male, vedevamo tutte queste cose tu puliziamo queste scarpe che un momento viene la persona che sa vegetare io un momento scendo tu mi raccomando sta fermo giù passita che il travaglio ce l'ha non mi vede capire mi raccomando sta fermo giù sta fermo assita che la polizia A peggio di tutte le cappe! Ma che fumata talmente erano per polettialle! Ma che non canettiamo, va! Ora ti prendo io! Ferruccio,
le fraccolate! Dico che fracconato da legnata non... Allora, bottiglia, sappai cereale con qualche rino di Sì, non c'è ronde. Altro che regione non c'è ronde. ma ne per caso tu qualche infalatico? Valateco. La presente mi sento che t'avesse a dire quando uno scuduia una pezza o scende qualche cannavaccio. Io non ho capito buono su sto mio pezzo cannavaccio. Siente, un dovreste che un me ne toccare su martello, E perché? E da mogliere quando sente battere un mattietto che bene a dire che ha potuto la pezza! Magari questo solo che sfogliato fa. Ma perché vieni tu? Chione, assai. Allora dopo che facciamo? A porta una volta, appena batto un mattietto e il datamo io tutto! Non mi permettere, va! Non mi permettere! Ma che ti saltate, va? A che parlare con un mio capace? No! Battare a pezzi, dico io! O capace sicuramente di passare a pezza. Eppure che e tu stai dicendo una cosa, ma com'è? Io, che ti pare che sogno come una bottiglia? Che appariva che ti avesse arreato un qualche scimmia imbriata? Io rimango ludito, secco. Buongiorno, Mastro Melo. Ma ditemi, Melo vuol dire Carmelo? Cos'è dicono, signorine? Io sono venuta per le mie scarpe, sono pronte. Lo dai, l'ho condata io! No, niente, signorina, isto dice che li ha contati nel senso di contate, va, le ha contate lui, ecco. Ma come? Non contate, ma andate così! Come sta? Senti, signorina, stamattina veramente questo puntate e cantate uno rischia di passare spesso carnavazzo e siccome non capite. Anche voi, Mastro Melo, dovreste fare un bel corso e imparare bene la dizione. No, cara signorina, se ce lo devo dire come ce l'ho nella bocca dello stomaco, io la matematica non è stato mai lo mio forte. Io le cunda me l'hai fatto sempre alla femminina. Alla femmi che? Io intendevo dire un bel corso di dizione per imparare bene la pronunzia, una pronunzia diciamo più teatrale. Di un po', tu l'hai capito il concetto? Sì, è come quando ti sente suonare la musica! Tuonare. Ma ti può dire che t'han detto? Ditemi, Mastro Melo, non è che voi due state prendendo il gioco di me? Che dite? Capite, ne stiamo giocando a Ibia. Vero! Ma caramente Dio! Altro che dormire! Oh no, sembra di trovarmi in mezzo agli indigeni. Per favore, mi consegnate le mie scarpe che io ho tanto di quel da fare, mentre qui... Signorina, vi hanno assaltato i diavoli stamattina. Qua ci sono le scarpe. Grazie, poi passavamo a pagarle. Sentite, credenza. E con questo rischio pure un bellone, va. Ma allora che poi non la venduto? Pazienza, Angelo, può essere che la già la prossima volta, lo sai che a fare, vieni a casetta.
Come sono queste scarpe? Aspetta, che stai qua? Sai che fare? Tu puntami queste scarpe qua. E io un momento vigno. Arrivo a casa della signorina Agnese, mi faccio dare i soldi, se no qui sta è veramente bedone. O mi parecchio, va, per questi. Mi raccomando, tu stai fermo qua, non ti spostare per nessun motivo. Io un momento arrivo, capisci? Mi raccomando, fermo e immobile. Masci come masci siedono e sto babbo a pigliare le sue qua. Ogni volta mi ripeti di nuovo le cose. Ma che ti pare che poi te moneto? Mo che sta tutto del capo, va! Te maritaro, tatari che pipinetta, e io non voglio bella, mi voglio maritare! Arrivederci! Ah, ma allora funziona per davvero lo sacconetto! Che dite? A quando belli giovani portano per casa, tutto mi tegna menata leata Nella carrozza! Vicino Milano! E io sto bene lacrime di tutta la mia vita, mi voglio fare zitta, mi voglio maritare. Ma ancora canti! A chiana che ti sentivo! A tia stietto! E poi chi ti carità? Chi te la moglie del mattonè? Candeto, battilo, mattino e ne segnalo che la pattano cannolato. Chi mangia? Chi mano? Vieni che fate feste! A mia legge! A che fondo io? Ora ti guardo tutto. Ora sì, ora no! Non ne capivo niente nell'occhio del tetto. Mi tengo tanto cielo capo. Allora, ma che vuole vedere? E dove sta aperta? O cannavato? E porcellane! Andiamo! Ma come si comanda? Quei cazzo di interdefuori! Ah, ehi! Non è che tu andura per caso... Lia! Ma tante volte! Lia, vedete mamma? Quando con te cadente callo, tira del pantalone, a te che guardare i fecchi
Che schifo sto creatore, va. Mi fa una pena. E che ne avrà la vita, va? Niente. Onesto. Un momento ci sta. Se ci dice non si spostare di più. Ma manco se cadono le bombe si sposta, va. Manca avere un piacere una volta dire con una femminetta, per esempio, va, mai. Veramente con un mese sul nome insertato. Angeluzzo del nome è fatto. E ci a travagliare, va. Prima di tutte cose salvamo questi soldi con una vocazione quando la mia mogliera non li trova. Ora ne mettiamo anche a travagliare. Di cantare non se ne deve neanche parlare. Bello! Veluzzo mio! Bambolottino mio! Colpo di sale! Ma di qui che queste maniere di rappresentare se sono? Ma chiamate, ma faccio un cuore non l'hai arrivato, va! Sì, Lucore. Dopo che tu hai combinato, Lucore, tu l'hai sicuramente d'acciaio. Anche che storia d'acciaio. E come era tuo Gennico. Ecco tu martietto, sempre a battere. Ma come fa, vita mia, come fa? Che dici? Battuto corta e ne chiamiamo un'altra volta. Lo sai come si dice? Non c'è due senza tre. Che dicesti? 2, 3. San Giuseppe. A cominciare a Maria da capo. Un creo candura giù creteno Vangeluzzo. Ne rispondete? Un parlato? Vi ostinate a stare molto? E io sapete che faccio? Faccio tutto bene e vi metto pure in castello. E non vi spustate di più fino a quando scopriamo la... Ma che incominciaste a dare i numeri? Mi metti usando un castello. Senti! Forse voleva vedere tu nel senso del corpo. Sì, tu botte. Che fate, arrabbiaste? Che fate, brivogni? Forse ho preteso troppo. Oh, ma che te pare ora ci vuole che sogno vero d'acciaio, va? E meno male. Sono dietro d'acciaio allora. Senti, mi sta facendo componere, non dovevi andare da tomate a cospita, cammina. Certo. Ora che ti inghiste la cozza con sta chiave scende, ti vuoi liberare di mia. Io a mia mamma ci vai perché avevi bisogno che fanno gentile. Ma quando mai? Vai, stoccate le gambe, cammina. Che diceste? Questo mi augura mia! Non sia mai sempre. Io intendevo dire, con stoccate le gambe, che appena madre ricca come la tua, che le soldi non sa più manco ne mettere. E speriamo, Santissimo Patriarca, che ci ha diventato tutte per lui che ci va a diventare. Uno deve correre, scappare, senza tagliare pericoli. Che su di vedere con stoccate le gambe, va? È la raggia che ti fa dire certe cose. È tua, non lo sai che io sono figlia unica. E le bene di mamma, prima o dopo, tutta mia a venire. Giusto le geste. No, babba.
che danno a fare dopo? Così mi può chiedere l'ulura, senza figlie, dopo. Non è meglio prima. Io già chiesto, ci avevo pensato. Non ci sono problemi. Vuole dire che tutta questa eredità la lasciamo a Padre Antonio, che ci serve per riparare l'udietto della chisematica ci chiodi dentro. Allora di qui va, non è conforme, non mi piglia e massimo tu, ma tutta questa mezzalata del cavate qui. Ma di qui o capisci quando soldi avete madre, con giulasto tu lo taranno della osciaia, va? Altro che certo del kit di riparare, un mare di chiese può fabbricare Padre Antonio. Speriamo a Dio che se deve dare su tutti i pilucci. E l'hai deccato, Wanda, va, l'hai deccato. Ma lo vuoi sapere perché mamma non mi fa lo testamento? Sentiamo, perché? Dici che sei spardone. Spardone io! Ma perché? Di che cosa? Tu non hai manco soldi per me rinnovare sto qui dietro qua. E a spesa faccia sempre eccellenza, spardone. Sì, spardone. Spardone e lagnoso. Lagnoso! Pure lagnoso per essere cafone. A giorni scure è stato la mattina sia a cuzzare scarpe, lagnoso. Ma la tenda del cava, bellezza della natura. E poi, se io mi rompessi le gambe come dicesti ancora tu, non è che mi dispiacesse poi tanto. Mamma mi dice sempre, Lucietta la mamma, se ha bisogno chiamami, che mi trasferisci in Italia. Ah, si trasferisci in Italia. Ci avessimo a dare pure a mangiare a bere. Ma quando è scuccuta dice che non chiusa, va? Ma è già che lo sape che si può sbillabrare la mucca di grandi sbadiglie. Che non c'è né carne né pesce fresco. Sinte, forse era meglio, visto che se già che le gambe se lo rompessi già, va. Cioè, ti volevo vedere, visto che sei già, fai un viaggio e tu sei pizza, va. Ancora due così, ma qua aspetta, la carrozza aspetta, cammina, va dentro. Ma se manco m'abbracci! Ancora, t'abbraccio, come t'abbraccio, tutto fatto che non è vicina, di grazia, come t'abbraccio. Ma dannata, riesci a correre, sta partendo! Ma manco mi aiuti a portare queste cose! Ma che? Tutti accumulati a costretta avessi aiutare a portare queste cose. Appena recuperata la chiazza ti mettono tutto a rete. Sto momento che chiama Angelo su questi problemi male. Angelo! Angelino! Vieni che accompagni la mia mogliera, la corriera! Ma tu mi intendi a contare il cappe? Ti insegno, vieni! Ma manca corriere e non mi accompagni! Ti sei guardata giusto allo specchio stamattina? Ti sei vista come ti paraste? Pare che faceste qualche promozione per usare a così. Sei in qualche festa di carnevale, va? Aspettate! Uè! Siete acquistando! Vuoi che volevi essere da soli? Amore! Ma vi ho fatto cantare! Devi a te anduro cannavazzo! Che dici che stanno con sto carnavazzo? Sai Giuseppe? Allora, vero? Un parlate! State sempre molto! E io leggero. Ma con chi io parlo? Ma che parla portando te? Ma non vuoi dire che vuole dire che sto con sto discorso di sto carnavazzo? Niente, forse mi sbaglio. Sogno ancora bruciato dalla prima moglie e pieno su. Niente, forse mi sbaglio. Ma Bentamate, ma voi non ti siete farle solo, ma che
il lo dice Cannavaccio, nel senso che se per esempio tu dovessi fare delle pulizie, lui sarebbe contentissimo di darti una mano d'aiuto, insomma, ti aiutasse a passare questo Cannavaccio. E veramente non sono siete contenti? Contentissimo a te. Ma ti hai fatto passare un Cannavaccio a tua moglie? Che fate? Ti abbiate tutto? Io mi assaggiare, perché anzi sarebbe proprio contentissimo, guarda, veramente. Allora ti piace di donnette? Ah, se per questo mi piacciono pure i sardi, un pesce spada, un gamberone, tanti tipi di pesci, ma... Allora ti piace pesce? Assai, proprio assai uno mi piace. Perché tu figli? Perché Cannavaccio non è da trattare, no? Un parlato, un decidente. Silvia, per cortesia mi sta facendo confondere. Vai, aiuta mia moglie che a portare queste cose alla corriera, va, che deve partire da tua madre. Che deve partire? Ah, come è venduta? Mamma mia! Pare una mateiocca! La Mattiosca. Sei pure allecciato, che non c'è Mattiosca. Bravo! Che? È torore? Ma come dici? Occa! Occa! No, occa, ma com'è? Talia! Occa! Occa! Ho capito, occa! Creature, forse vuole dire Oscar, la voce di Oscar. Cinque giuppette! E vuol dire che era tatino! Chi disse? No, niente. E giù diceva Tittina, nel senso di dire Tittina, nel senso di dire Caterina, ecco, vuol dire Caterino, creatore ci piace, fare quelle parole vere, angeloso, capito? Ti dai cantato! Oh, di qui, ci vuoi per cortesia accompagnare la mia moglie? Va, non ci credesse molto! A non è domanda Mateiocca! Amone, per favore, se no non so ciò che faccio. Amone, per favore. Aspetta, Angelo. Ma vedi che come torno abbiamo da battere spesso sto martello. Sì, mamma usare un sacconiglio, ricordati, boccioletto. Che ho letto? Sì, a branda, boccioletto della natura. Salutami la mammina. Ah, senti. Quando arriva in capo l'autobus, sta attento, non assettare mai a fianco di qualche femmina incinta che è capace che ci fa venire le doglie. E non assettare manco qui dall'autista, perché tu capace che si impressiona facilmente e gli dà fedeli di te qualche padrone, sta attento. Angelo, Amonenne. Ma poi chi è quando veniamo mo da battare o Cannavaccio? Vabbè, quando lo faccio passare? Perché ora Amonenne si è attaccato fuori un gelato. Amonenne. Sicuro, niente avete da vedere. Niente avete da vedere, mi dai più fratello maggiore. Un parlato. State sempre molto. E io vi giro. Ma se fosse aver ragione, va.
che mi va a dire del tuo fratello Angelozzo, va, che del tutto scemo va. Ci manaccia vagliare, va. E voi state sempre fermi. E vi muovete solo quando scopriamo la verità. Faccia bene, Carmelo. Ma cosa fai? Parlavi col quadro. Sapete dica Parreno, ma lo sapete che solo sia che mi chiama Carmelo? Che vuole e si innotoca con qualcuno, sa scambiare qualche parola. E mi dica come mai in queste zone che avete le scarpe rotte, che c'avete? Lascia stare le scarpe, che per fortuna con la crisi che c'è, meno male che ancora reggono. Veramente tutti i vicini ci volessero qua. E sto mancando domani mattina, guarda. Sono passato perché l'altro ieri, insomma, non dovrei dirtelo, ma è venuta tua moglie a confessarsi. Ma moglie a confessare e capiva di confessare da scimmia qualche scappatella con qualche scimpanzé un circolo. Carmelo, non si scherza con queste cose. E comunque, ripeto, non dovrei dirtelo. Pare che voglia fare donazione. Parlasse, padre, parlasse. Pare che voglia fare donazione dell'eredità di suo nonno alla chiesa. Puttana desa, ma padre! Carmelo, le parolacce, non si dice. Chi c'era? Chi ti ha insegnato? Chi c'era, padre? Io non è che ho detto la parolaccia. Io ho fatto un'esclamazione di gioia, vedessi, è come se uno per esempio dovrebbe dire, chissà che, porcaccio di un demonio infame, siccome questa era un'esclamazione in top colonna, porcaccio, non veniva. Ho pensato di accorzarla. E accorzarla giusto con sua madre? E una volta che faccio un nave, parrei, ho accorzato di lei. Vabbè sì, lasciamo perdere. E volevo capire cosa ne pensavi di questa donazione. Grandissima, disonestissima. Ci scommetto che anche questa è una di quelle brevi, vero? Scarpe estive di sua madre, Parreno. Non ti capisco, ma... Prende, mi capisco io, Parreno, sono un tipo di scarpe tipo zoccole, va, causa sa madre. Mia madre? Chi ci dà se sa ma, Parreno? Sì, ma ancora non mi hai detto cosa ne pensi? Di che la scarpa? Ma che scarpa è scarpa? Io parlo di tutti i beni. I terreni, i palazzi, i ristoranti, insomma tutti gli averi che ha il nonno di tua moglie là in Australia. Palazzi, terreno, E il ristorante dove si mangia? Ristorante. Parreno, ho visto stamattina che fa per me inquietare, per mi fare del sentimento di un tutto, va? Ma quanto mai è tutto uno scherzo, insomma. Cosa vuoi che siano i beni terreni? Cosa valgono? Niente valgono. Oggi, Carmelo, per te è un giorno di festa, un giorno che non dimenticherai mai per tutta la vita. Oggi, per te, è un giorno che vale. Mo segniamo il calendario, Parreno. Sì, segnalo il rosso festivo. Lo capivo che voleva vedere un Parreno, è un scherzo. Voleva vedere, visto che la mia moglie ci voleva lasciare l'eredità alla chiesa, voleva vedere che ne pensava io. A me? Chi c'è da Parreno? Alla faccia dello scherzo! Ah, benedetto Dio, benedetto Dio. E insomma, è tutto uno scherzo, lasciare i beni che si hanno qua, su questa terra. Finalmente l'hai capito? Vale semplicemente uno scherzo. Certo, per esempio, uno dice, per esempio, ogni scherzo vale. Certo. Parreno, visto che siamo uno scherzo, il mio, si può venire a pigliare pure sti caso onestario. Che stai qua, Parreno? Alla mia morte però, sanno non è sotto qualche ponte. Davvero dici? E certo, Parreno. Ma sai che sei veramente scherzoso? Quindi, alla tua morte, io... Vede qua e scherzando facciamo l'atto. Con te. A cocco come sua.
Ma scusa, se tu sei morto... Ah, ma chi è? Mi dica già i piedi! Ehi, a meno male che è uno scherzo, va! Certo, potesse pure succedere. Vuole dire allora che continua a scherzare con la mia mogliera. Bravo, tu sì che sei un perfetto cristiano. Vuol dire che alla tua morte... Lascerò tutta alla chiesa. Tanto è un scherzo. Vabbè, si è fatto tardi, io devo andare, ma tornerò quanto prima. Arrivi! Dicevo quanto prima, non per te, ma... Ah, nel senso del primo scherzo di prima, che poi parlé scherzando, ma vi è scordato dopo un anno di mia moglie già. Ma quanto sei scherzoso, io devo andare, che Dio ti benedica. Arrivederci. Sa benedica parlé. E sto però scherzando, certi momenti pare che diceva vero, va. A voi è inutile domandare qual è la verità. Ma se va, rimettiamo a travagliare, che la pare che lo scherzo pane alla casa non ce ne porta. Grazie, così perfetto. Come sono contento di questo gran momento, fare il calzolaio senza più guai, di festa sarà, di questa qua, Buongiorno a voi! Siete allegri che tu avevo? Manco mezza chiazza tutto sto trasennesci stamattina, va. E salutammo, io veramente... Sì, usaccio, non mi dicete niente. Lui che vi parlano sole. Dicetemi una cosa, la posso leggere a mano? A mano. Non è che voi siete per caso chi da la gardina del lavoro? Non so proprio di cosa state parlando e né tantomeno lo voglio sapere. Io sono qui solamente per leggervi la mano. E che cosa avete di dirmi che ho state chiedendo che saccio, che mi ha dato? Fratuzzo mia, voi sapete solo un capo, ma ci sono tante di quelle cose che stanno allo forno. Oh, forno! Ma che cosa state dicendo? Di che cosa state parlando? E poi scusatemi, veramente, un meeting, manco un soldo io per poter dare, veramente. E come parlando di soldi? Io, signor capo, fare soltanto opere di bene. Io voglio parlare solo dello vostro destino. E hai tante di quelle cose da vedere, che voi manco ve lo immaginate. Assettate e porgetemi la mano. Ma io veramente... Pure questo saccio. E avete ragione di scandare. Ma la morte non è buona compagna, ma ne appartiene prima o dopo. Dopo, meglio dopo. Sono noi questa morte, va. Ma scusate, ma io chi c'entro questa morte, va? Tutti ci andiamo. È solo questione di attimi. Che la vita a voi vi pare lunga, dura solo un lampo. Una rapiuta e una chiuda tutti. Boom! Ma che carnevale voi con tutti questi scherzi, va? Pensa madre! Mi sta pigliando un freddo, pare che fosse assettato lungo come una montagna di ghiaccio. Aspetta un momento, che chiamo solo se vedo di trovare qualche soldo a così c'ho vogno, manco è da qualche anno che io stamattina cai con un sacco di travaglio da fare, aspetta un momento. Ah, non ci credete? Niente, me ne vai! Ma voi che credete che le cose si presentano in casa senza manco bussare alla porta? Che ho tornata, come è andata ora, va? Scusate, ma di quale cosa e quale casa state parlando? Di chi sta sentendo? Di chi sta? Chi sta? Sì, ma che fa per incantastico? Vi scandastico? O per solo la voce? Ma chi è se ancora manco hai detto niente? Meno male, per noi spero fosse teso. Ma quale teso è teso? Manco una parola
l'hai svelato? Come manco una parola? Prima parlate di morte, destino, cose che arrivano senza avvisare, ci state chiesto che mi da dire ancora, va? Ma che gli pensano, chi c'è la morte che vi fa dire certe cose? Voi un momento sentiste vedere morte e subito, ma non è che per caso vi passò per la mente dalla morte di ante sentente potesse lasciare per ricco e trasere in questa casa centinaia di milioni. Allora voi è proprio la giornata, va? Ossia così e nischi tu se mi fa venire, va? Ancora settato lunga con una montagna di ghiaccio, ora in un gallarone che non dice un fiuto, va? Non sta arrivando! Non vi preoccupate, può arrivare pure un reggimento di soldati e sicuro che non se ne adduna di mangiatore. Io sono una zingara di grande potere. Vabbè, una catarenge! Ma che fa, me ne vai? Ho la pettare! Non Peppe! Quando appena Mattiocca forma per fare un biglietto chi doveva fare la patapere? Assai che finisci sto incantesimo che leva stumata e ce la fare federe e chiamano fissa, chiama. Mi è temato di tenere la nota di Mattomelo! Mattomelo! Sto babbo me la cau pacchetto tenete dai ma dov'è? Io mi vado Ciao, disgraziato, ma saccaturne, disonesto. Tutte se le fotte, tutte! Pure chi te dà la signorina Agnese! Mi fece tutta la grande camminata, vai, disonesto che è, e una settimana ad aggiustare le scarpe, va! Ma sono solo 4 soldi! E se torna a dire 4 soldi! Sentisse, lei o mi dice che giocava a vedere o può cominciare a pigliare questa manetta, va! Che da dice, si portava anche dietro, fuma, scarpe, va dietro, setti, tutte cose che si portare. Ma ne canevette! E non era meglio che ne vedi! Ma possibile che me la donaste voi proprio evidente? No, me l'ha donato! E me l'ha donato pure buono! Anche se era meglio come non avesse donato proprio, va! Ma io parlo della magia! Non vedete che potere che ho io? E ancora manca incominciato! Avanti che finimmo di qui, sicuro manco la mutanda ma resta. Ma di qui mi sembra le peggio le mensa! Si può assettare per favore, mi dona sta mano! Avanza, si zitta per favore, così vediamo! Se mi fa contento, se si Aspetta, mangia. Ci aiuto! Aiutammi a rezzettare! Allora, vediamo. Ma quanto state vanette? Ad non cominciamo? Se disse signorina pigliasse la prima cantoniera che c'è, che può essere che non lo fanno. Ma você sa di genere? O galletto o cicciretto? Se vuole spiegare un po' meglio. Você ha due scelte di poter fare. O gambare assai povero o gambare picca di ricco. E questo solo você lo può decidere. O galletto O cicciretto. Mi dicesse un'altra cosa, ma questa morte
che riguarda la mia persona personalmente oppure qualche altro della famiglia che sa che una moglie ma soggera italiana. Proprio chi è lo bello? Non si capisce buono a cui tocca di morire. Che se sicuramente un parreo che comincia con i ieri. Niente, non ci facesse caso, italiano. Io cerco di tagliare buono, è solo che lo sangue è troppo agitato e circola troppo velocemente per me non donare. Lo sai che ci vuole? Che se bevessi tanti chiedi d'acqua fresca. E aspettasse un momento allora quando va per io un bello boccale d'acqua fresca. E la bossia che ci butto qualche cosa. Io se c'è veramente preferisco tanti chiedi di vinuzzo buono. Bueno. Sì. Ah, va bene, aspettasse un minuto, ma. Ah, se trovassi 4 pomareggi, potessi campare di reddita. Che ci manca, Angelo? Va bene, se ne vede mastromai non si mu frette. Come ne vede? A te ne pare, ne vede. E che mette caporia? Come ne penso non prevediva? Te ne sia, te ne vuoi? A fare che tu che te ne guia, ma se no piccioli nix. E quando che sei un dite? Sta a morire puttana, va tenne. Deve essere un bicchiere di vino, va, bevessi. Bevessi. Io già mi avete una bella panzata d'acqua fresca che sturo, un tango sa giù mi scese sicuro, va. Io sape che faccio? È meglio che muoveva a casa. Usando sangue per sagitare la mia, vedete? È un fiasco. Ah, un fiasco qui ci faccio capitare, non si preoccupasse. Bene, poi me lo porto e dopo glielo rifaccio a me. Va bene. Ma è sicuro che l'acqua era fresca e abbondante? Signorina, non solo era fresca, ma me ne vede talmente assai che sono a libertà nel suo stomaco sentirmi cantare le giornate. Ah, se dicete così? Italiano. Ah, ora sì! Ecco, viva Possia! Ma voi la madre che ce l'avete viva o morta? Morì quando io ero nitico. Meschino. Allora chi è vostra moglie? È vostra suocera! È vostra suocera chi sta? Ma non vedo vostra moglie però! Tagliasse che avesse essere di da corriera! Ma la corriera avevo! Vedo veramente solo per volazzo che pallassano strata! Ma darrera corriera! Non si capisce buono! È un albero di Natale pieno di donne! Che ha seguito a corriera! Ite, la moglie, ite! Minchione fortunato siete! Fortunato? E di che, scusatemi? Sì, questa è veramente vostra moglie! Che con tutti questi pacchi e valeggi corre che pare un atleta! È segno che è in salute! E quindi senza salute vuol dire che non tocca dite di morire! Lo capisci? Minchione se questa è fortuna! E escludendo mia mogliera, come può essere un morto, va? Forse... No, non me ne c'è niente. Forse... Il segnale che lo faremo può cominciare a vedere. Proprio così, Melo. Forse è meglio che viene davvero il prete. Melo, tu devi morire per diventare ricco. Scusami se ti ho dato del tu. Cara signorina, arrivata a questo punto mi può dare a dire che gioca vuole. Tanto morire con te o morire con lei non è che mi spingi miglia a dire in paradiso, va. Il paradiso, come dici tu, dobbiamo sapercelo meritare mentre siamo vivi, non ora in punto
punto di morte. Anche se sta morte per te è una vera fortuna. Per me è una fortuna. Sì, proprio così, ti sembrerà strano, ma è così. E quando è che dovessi diventare fortunato? Cioè, voglio dire, quando è che avessi a morire? Ora, subito, se vuoi diventare ricco. Ma scusate, signori, io non ci stai capendo niente. E voi si va a decidere, o muoro o campo. Come faccio a continuare a campare di ricco se morire ora per subito? Ma che fa una caputa ancora? Veramente no. La morte è solo apparente. Atalia, quanto è scherzosa sta prima di stamattina, va, che povessi che c'era ammascato qualcuno alla famiglia, era apparente. E questo fortunato che si offre a sacrificio, mia moglie, mia suocera, Avevo così di scherzoso. Ma io dicevo, non apparente staccato, ma apparente un gioco. Lo capisci ora? Atalia tanto fece una mungetina, va. In parole semplici. Ah, vedi morire più finta. Per finta. Niente cacciamano lo parreno, va. Scusasse, ma lei per caso ha a che fare con parreno nell'eredità? Ma come fa che esce a sapere dell'eredità? Non è che è una parrina. Ma scusasse, ti posso fare una domanda? Ma di quale parrino state parlando? Niente, lasciamo perdere. E che giusto mi stava dicendo che a morire per finta. Proprio così. Ora, sa moglie, bene dire con sua madre. Che cosa? Che disse? Che ora sa moglie si arregala con sua madre. Allora preferisci morire vero, va? Ma non sia che non c'è la suocera. No, per cortesia. Sì. Così chi devi dirlo molto. Fa subito testamento a sua figlia. Talia, che razza di intriccio che mi stai a imballare, va? Ma ossia in tutto questo discorso, che cosa c'è ne trase visto che con parre non c'è trase niente? Ha ragione avete fare questa domanda. Anche se questo discorso di parre non capisce tanto buono. Ma la risposta gliela do a suo tempo. Arrivederci. E aspettasse. Mi disse che era a morire per finta, come faccio a morire io? Ecco, te lo spiego subito. Bevilo, tieni. E per un po' il tuo cuore batterà leggerissimo da non sentirsi proprio. Tu ti metterai a terra, sembrerai morto da gioia. Poi io chiamerò senza farmi vedere quel ragazzo di poco fa e lui dalla paura inizierà a gridare forte e poi accorrerà tutto il vicinato. Vedrai, tranquillo, tutto verrà da sé, dai, su, bevilo. Sdraiati per terra, Sdraiati per terra e domani ne vediamo a portetta. E vediamo il da farsi. Vai. Sicuro? Sicuro, non ti preoccupare.
un banchetto in terra e tutte pure. Ma come? Ha dovuto pagare per finta vedere morto? Io lo tocco tu! Lo tocco tu ti morto per finta e mi vuoi cantare! Io mi piglio in conto? No, ho pagato i morti con tu! Ma che tu non per te l'eroe! Mi piglio in conto e me ne voglio! Angeluzzo! Che cosa stai facendo? L'uomo morto? Vieni! Dove vai? Come ti porta via? Prese da capo! Aiuto! Che fu? Ma che magheranno? Che è successo, Angelo? Calmati! Gesù, Giuseppe e Maria! Ma zia Mattia pur tutti te stiamo caccettando! Oh! Miruzzo mio! Mamma mia! Ora che lo posso vedere! Era la raccia! Era la raccia di quando era amica di cui io non ti potevo avere! Io vicino a scherzo la vedo a morire! Mia, può cantare quando vuoi, pure la notte. Io, mamma figliozza, pensava di fare tu scherzo. Cos'è, potete essere mia almeno un giorno. E scendete la grazia. Allora, ma come non ti ha piaciuto lo zia? E che tu ti parli con la moglie? Ambizionite, a pezza, un cannavaccio. E bravo, ma com'è? Meno male che ti sogno io tanto lo dia a portare un cannavaccio. Vieni, Angeloccio. Aiutami a ridare sto paglio prima che non la gente. A comincia a piare qua. Addovigliate. Ma che come là? Ma che come là chi? Dovete vero che morire? Ai ai. Ancora due così. Annagate! Mamma mia, come faccio ora io? Amore, più sai che portavo l'india di mia. Esprimati!
Pipina Carmela, ma quale curce mi scoglio? Chi più che ci dette a bere a Marco Carmelo? Era solo caffè! Certo, può essere un caffettino, un caffè o un po' stretto, ma sempre caffè era. Ma mi dicessi un'altra cosa, ma non è che per caso voi stia parlando con Parreno? E da madre, che se ne chiamava in giro allora! Ma che dici, Pipina, no? Ma tu lo dicesti Parreno, e che ci dà su Parreno? Ma come ci porta a fare tutto questa mia? Non ne è ora, e come faccio? Ossia, va a sapere solo aspettare. Ogni cosa matura a suo tempo. Sai perché so? Ave tanto che spieccio, cade sedere da abbracciarla almeno un giorno. Stringemelo forte allo pietto, perché mia che essere mero, solo da chi sta qua, l'ombriaco, il più grosso lasto dei pecci, dei saranno dell'Australia, e Edro, pizzi babbasone, ci ingagliato un vero cuotto, e non solo, ave pure lo coraggio, di serare cose tende, va! Ma quale desiderare così tende e così tende? Chi c'è sicuramente raggia, reazione, che se no non si pigliare a bussia. Speriamo a Dio che le parole vanno in giro e il progetto non ballisce, se no la mia eredità te la puoi sognare. Che sto quello faccio? È a casa mia, scordatilla! Capevo. A chi sei tutto lo bene che mi ha voluto di Parrina? Ia, te bene, te ne hai voluto tanto e te ne voglio tanto ancora. Quando mi foste affidata, ti tenevo all'istituto, tu sei studiava, tu ti facevi dusciata, io ti hai cresciuto come fosse figlia mia. E io vi ringrazio perché il ducato fatto per mia e per non mi avere fatto pesare la mancanza di mia madre e di mio padre. Ma ora andiamo speriamo che Angelozzo non sarà donato di tutto questo imbroglio. E da madre, che è vero convento che me lo si racchiarà in giro. Ma dimmi una cosa, vero con morire? Ancora, ma quale morire? Picca manca e si ritrova nella grazia come un picciletto, ma solo per avventura e basta, perché mica questo con l'accordo. Io e più di questo non posso fare. Sì, signoruzzo. E quando? E sua moglie che sapeva più morto. Ma per cortesia, una cosa volta! Andiamo a sentire che state facendo. Trovate Parreno, ma che comanavo, vorrei che comanavo! Mi feci pigliare un attimo di confusione. Grazie intanto per queste robe che mi avete dato, grazie veramente. Io era pazzo, pazzo, ne scevo pazzo, vedevo in da chiesa nuovo, mi messo a correre come un forte e per chiamare non sapevo più che fare. Mi sta facendo essere pazzo pure a me. Di ordine di vita mi arrestano. Resisti, E tu mi stai davanti. resisti. Hanno dovuto trasferire nuovo nella chiesa. E correvo in chiesa. Un pazzo mi pareva. Ma caro signor Rosso stava scendendo a data. Parrei che con il Signore mi è sempre nuovo nella chiesa. Parrei, grazie, queste belle robe, belle, veramente belle, ma che le tene salvate nella cascia? Queste cane, le tiendo, i purienti e i pazzi come a te. E io pure che pazzo sono mio Parrei. Ti rendi conto di cosa hai combinato? Ora, come fai a giustificare tutto? Come fai a farti perdonare da santa di tua moglie? Ma dovrei annevescere prima o dopo, o no? O vuoi restare morto? Sì, Parrei, per sto tempo lo facesse pensare. Poi scusa, se ogni meglio per voi se ne che mia moglie ci aveva lasciare tutte cose alla chiesa. Ma la chiesa, caro Melo, non vuole tutto ciò che è falso. Ma lo capisci almeno in che casi? Che Dio mi perdoni. E meno male che le autorità
aspettano ancora a chiarire tutto. Ma dico io, ma come si fa a credere a quanto detto da Angelo? Si innacchiano in giro, e che un palloncino che si innacchiano in giro, ma non col fiero! Ma lo sanno tutti in paese che egli è, come dire, scemo, e che nessuno prende per vero quanto ha dichiarato. Anche se molti, e per prima tua moglie, credono a questa versione. E io come pazzo, padre, come pazzo. Come ci portammi a mettere d'accordo con... Padre, per caso lei aveva a che fare qua a Zinger? Zinger, ma quale Zinger? Che imbroglio, padre. Cucciolo, il carabiniere, a mia cacciolo, Fermo con atto, tranquillo, mentre la sagrestana è. La sagrestana, ma la sagrestana, boh, come ha fatto a sapere che io ero qua? Oh, morto! E di quale pariente sta parlando? Come di quale pariente? Che si indaccherà? Zio nudo! Ma stromelo, va! A chi sei che sia va essere? No, che sono morto! Ah, quindi oggi c'era... Che si sente buono? Mi pare, tant'è da asselucadietto! Che? Sono tutti aspettano domande! A chi sei? Che va essere vostia? Sta facendo un shampoo e pure i capelli! Senti che facciamo? Comincia a scendere, apri la chiesa, che io al momento arrivo. Vai! Ancora! Distanza! Sentisse una cosa, padre! Se proprio ce la dico, stomaco! Sto discorso va! Mi convince! Proprio per denti! Ma sia! Che fa? Vero! Se la te, ma strumeno! Se la chiama in giro nudo! Teresa! E sei pure sagrestana! Ma come vuoi che saltano in cielo i morti con tutti i vestiti? Magari qua la giacca e qua la cravatta! Allora, Andiamo a spiega perché quando uno muore, si accattano le vestiti e
che si presenta a confronto con il Supremo. E non saranno certamente queste cose nuove che la renderanno migliore. Oramai quello che è fatto è fatto. E Teresa, non pensi più te piuttosto che davanti alla chiesa le persone stanno ancora là ad aspettare? Che ce ne Ancora? Ma chi è una capacità come sto discorso volete allo prossimo molto ci metta a cura Finisce! a chiamare in giro un nodo e vabbè ora che fai mi vaio Finalmente! Vattene, te tagliere! Vattene! Senza dire ai parenti che io mi trovavo qua, te nagliere, vattene! Servono sacristana! si la dire l'ultima cosa Fabbrica! Mamma mia che c'ho malaria! Deve stare attenta a vedere salire i morti in cieli nudi. Certo però che in quanto ai vestiti e alle scarpe nuove, ma meno male che è mezza scema. E noi che ci sentiamo scaltri. Quanto siamo farse! Quanto siamo farse! Melo, vuoi uscire? È andata via, se ne è, per fortuna, ne esce. Melo però, che funerale! C'era la banda, ti fece la marcia funebre, quanti fiori, corone, gente che piangeva. Bello, Ma ti bello. vanno bene veramente! Bello funerale, veramente bello, mi piace, proprio bello veramente. Però, dovendo dirti la verità ora, io non so proprio come aiutarti. Però credo che le cose vanno venendo da sé. E senza Melo, che noi ce ne accorgiamo, la vita continua a fare il suo corso, senza guardare tutti questi particolari. E quando meno te l'aspetti però, finisce tutto. Perché il tempo corre il tempo. E ci arricchisce solo di ricordi. L'importante però è che attraverso questi ricordi, caro Melo, noi meditiamo e correggiamo tutti gli errori commessi. Si è fatto tardi e ora devo andare. Vuol dire che appena passa tutta questa tempesta vieni in chiesa e vieni a fare una bella e santa confessione. Che ci parli? Che è successo? Aspetta. Certo, i parenti hanno visto la chiesa chiusa e sono qua ora. Senti, io ora me ne vai, ma muccio una prima vaneggia e poi scappo. Sì, parla io vedo scendo che hai appuntamento qua a Zingara. La zingara, ma quale zingara? Ma non è parla che state facendo secondo tutte cose. Andiamo. Che Dio te la mandi buona, amore. Non riesce a capacitarmi come mai la chiesa era chiusa. Non ti preoccupare, ora appena pari nel comodo ne va a sapere ciò che a fare, non ci pensare. Si assettasse, signor notario, si assettasse. Ah sì, te da gelozzo, che fa? Ti ha fatto meno che compare!
Ma compare, se poverino è rimasto molto scioccato. Povero Angelucci, vieni qua e sit. Tu hai cercato di ti persuadere che mio marito, quando bene mi puliva, ormai non c'è più. Sì, a te mi puliva bene, bella vita! Vedete, da dispiacere alle allucinazioni. Bene persino le pizze. Allora, signora Lucia, spieghiamoci che ho altre da andare a fare. Vedrete che Angelino piano piano si renderà conto della scomparsa di vostro marito. Pitta te! Ma dove quale pitta di vaghetta? Fotti chi te la attaccare a me! Dunque, io sottoscritta Sant'Angelo Costanza, nata ad Acquaviva Platani, in via Umberto I, numero senza numero, dichiaro di donare tutti i miei averi alla mia ed unica figliola Ferretti Lucia, residente ad Acquaviva Platani, al Baglio Ciarmarita, numero... neanche qui c'è il numero. Ma che vuole che concordare un numero? In sto paio sono i che abitano questo cognome. Quindi... Ma contente voi, contenti tutti. Intanto firmate qua. Un momento, c'è da aggiungere che il contratto non vede valori solo quando si accerta l'avvenuta morte di Maiello, sapete? Sì, ho già messo una postilla, intanto firmi qui. Carlo, c'è io con dove fai per quanto euro, sei contento? E con C'è tardo. a che ora chiamo io? All'ora dei muggeri. Niente di meno! Che lo devo? A verso testura. Ho capito! Ma intanto è strano di quando si dice di vostro marito. Per me invece è strano di come si siano già perse le tracce. Non l'ha potuto trovare molto. Dicono che se ne chiama in giro e non si ne sa più niente. Ma guardate, no, caro, ma a che ora tu? A momenti. A momenti! Ma io non ho caputo niente o stesso! Ma che ti marca con tutte monete? Ma mi scusi signora Lucia, ma qualcuno avrà dichiarato la scomparsa di vostro marito? Solo Angeluzzi e chi stavano là erano presenti quando succede lo fatto. Dissero che lo mettono in terra morto. Lo tipo che si mesero un carro e tentarono un bagno e presero dopo finito. Appena ne uscirono, mettero solo il robo, posturno stava vecchiato in terra morto. E appena dichiarare che l'anima lasciata in robo e si vecchierà a paradiso. Paradiso, sì, ma quando si vede che si fa basuna, che non manco le diavolo buono! E buono, ma pure la volta lontano! Ormai me non si Su, signora, si faccia l'animo. Beh, io devo andare e non so se farle gli auguri per il riconoscimento di sua madre o le condoglianze per la scomparsa di vostro marito.
Sa che le dico? Te le faccio entrambi e non te ne parla più. Signor Notario, quando vino le spese? 800.000 lire! Quanto? Ma che sono tanto? E cosa vuole che siano in confronto a quelli che ha ereditato? Cerchi di saperli far fruttare tutti questi soldi. Allora, 100, 200, Chiuso! 300, 400, 500, buoni soldi. No, no, ancora 500. Niente di questi soldi! Non ti vado a cammucire pure io, Notaro! 600, 700, Ancora. 750 e 800. E buono fazzoletto! Arrivederci. Arrivederci. Angelo, tu vieni con me? No, io rimango qui! Perché devo aiutare a fare le pulizia alla tecnologia! Buonasera, notario. Chi stai pensando con queste pulizie? Più tardi ci novella su io ne sa mai. Ok, arrivederci. Arrivederci, buon lavoro. Angelo, ora sit e finisci di aggiustare queste scarpe. Che sicuramente il giorno viene la fagione e vedrà residere. Non è vero che la tua congezione, Luzio mio, non ne vediamo più travagli a fare. Ah, sit. Senti Lucia, mi sa che un attimo per portare canticchietta e trovavo questo sacconietto. Ma che serve? È proprio per cudine sotto il piumazzo. Niente, questa è una cosa che ti fa comodere. Ma questo è difficile spiegare a che serve sto coso e per cudine un capezzolo lietto. Ma quale difficile? Questo insomma è una cosa che ti fa fare i sogni beati. Sogni mai fatti prima. Ah, ora lo capivo. Tu vuoi vedere? Che porcano di quello giorno, siccome c'è l'ostro, ti rompe in testa. A questo un mese più niente e poi dormire tranquilla. No, ma sbagli c'è. Bevi buono e quando dopo è pure difficile ripigliare lo sonno. Vediamo anche io non capivo propriamente. Niente, ma forse mille così usapiete e faccio. Per faccio c'è di spesa come abbiamo un ente di mangiare. Angeluzzo, lo lascio giù che aggiusta queste scarpe e così come vuole fare fa. Arrivederci. Il mio chiedo posso mangiare quando vuole. Quasi quasi. Mi avete fatto un bello penniconiglio, mi è un bello sto sacconiglio in testa e questa tranquillità mi va bene il cuore. Manco di futte vero matto! No, perché tu lo voglio te! Lo sabato ti chiama allegratore! Beato pare aspetta la moglie! Volare l'aria peggio di Ancora a battere, ancora aspettare prima che finisci! Ecco, è vita! Ma ti ignora l'udina! Ah, perché forse che te si battono un mattino e
Allora, non mi sbagliava da quando sentiva battere il tuo martello e subito sospiri d'amore. E che vuole vedere? Manco tempo che chiamare un giro c'è da Samoretto. Ora che ne vai di cutta d'India? E Angelo Zunnie se ne è. Io non ho incontrato pistata. Ah, forse pigliare la prima panetta. Come vesti stimusa spesa. Damate un capevo se funziono che. Eppure un rumore l'ha chiesto. Damate, ma che c'è successo? Non si sente buona? Non mi sento buona. Da curarsi i figli sentite sempre come a mia. Che fuoco, che quararate, che miracolo. Damate, fuoco, quararate, miracoli. Ma di che cosa state parlando? Damate, come tu posso spiegare? Ma così difficile per spiegarci che non succede? Difficile come difficile deve venire a spiegarmi di più al coniglio. A proposito, usate proprio ragione, da Cezza è una cosa meravigliosa. Manco si può descrivere. Basta che ti rompi in testa e si scatina l'ira di Dio. E ci scommetto che c'è da buono martello. Sì, e tu come sai? Ma allora, questo è segno, Camelo è vivo! Ma che vuol dire tutto sto scherzo? Melo, ma con Tamareto? E poi che ci casi con martello Tamareto? C'è trase, e come se c'è trase? Aspetta! Allora nega quando tu, anzi quando è tu, batti, tu ti invele e poi giù. Ma sa che ho un marito veramente in gambissima. A saperlo prima, lo faceva il primo testamento. Ah, è pure in gambissima, marito, Ma che c'entra? Io volevo dire in gambissima, nel senso con un maritello che ti devi svegliare con i giochini. E io che pensavo? Avete pure il coraggio di pensare dopo che come nascevo. Lucia, figlia mia, pur cognate nudo, manco di Tamareto, solo di usare il coniglio non ti permette di vedere con qualche fame. Ma ora è tu niente. Sicuramente si è radunata se mi si con vossia.
No, non può essere, perché se non è che chiamava seconda volta. Che cosa? Niente, voleva vedere. Che se ne adunava, che si aveva messo con mia. Non è chiamava seconda volta. Ma siccome non se ne poteva donare, E perché cacciana a ridere? tale per favore finisci, non deve vedere punti in testa, quale ridere? Andiamo paese più giusto, andiamo a vedere se troviamo. Magari è dispiaciuto di quello che è successo. Ma io volessi sapevo che motivo c'è quindi sei morto. Esso, se ne è, e quando l'hai torturato? No, forse la colpa è tutto questo, è solo mia. Scusa per le privazioni, i sacrifici che ho fatto. Se avessi fatto il primo testamento, a che non ci arrivava. Certe volte per le troppe pensiera, come pagare le bollette, come vendere la pignata, i piccoli che pare non ci volessimo dare importanza influiscono una stabilità mentale di un cristiano e poi si combinano cose strane. Comunque, Monica, andiamo a cercare il tuo marito, Monica. Divina Carmena! Oh, Divina Carmena! Era pure finalmente. Come fe ne? Bene. Sì, dici che momento è chiana e vuole che sa fare trovare pronte e che sa cunetto mesi. Usa cunetto. Ma di che cosa sta parlando? Usa cunetto ene, serve. Ne serve, spiegati meglio. Usa cunetto che la signora Lucia tiene sotto il chiomazzo e che se lo mette in testa per candellabia. Ma cuia! Che c'è sia! La moglie di Mastromello! Ma ci credi che non ti stai capendo proprio niente, va? Niente, ci faccio spiego un'altra volta. Però intanto dice Mastromello che sa mettere pronte, usa cunetto in testa. Così pensa di ci fare meno torto a moglie. Ho capito. Io mentre vado a lei si arrivano madre e figlia, così se tenesse pronte. Capito? Sì. S'ascolta! E quando sento il suo segnale, battere. Ho capito. Certo. Ma diverti tanticchietto. Arrivederci. Se no, una puzzoletta! Ma che faccio? Che capito? No. Cameramente, ci vuole che andatelo giù in Ndesi, puoi chiamare, spicciate! Tendo! Comprendo! Alle volte questo martello lo facessi impiccicare le mura! E che fai, non ci vado? Ci vado! Tu capisci qual è il motivo di tutto questo discorso? Ora voi accenate soso. Facete quello che avete da fare. Così ma Parrina mi lascia l'eredità. Io mi stimo come posizione. Voi vi passate stando capricciello. E nessuno saprà mai niente di quello che è successo. E ma Parrina mi lascia in pace per sempre. Non piangere adesso, non piangere, come le cose preciose si stanno, non piangere. Non ci credo, ma non ci credo! La lingua mi accade quando mi ci attaccava! Sicuramente si sta accadendo mi sente la porneare! Ma non so mia,
piangere adesso, non piangere. Io ci hai voluto bene a Meluzzo mia e sicuramente non ci sa più dimostrare. Non piangere adesso, non piangere. Ora le cose si sistemano. Sì, sistemare. Forse non l'hai saputo volere bene più come io, come che ci mi volevi bene. Ma io sempre a te venuto da voi, dicendo che era lagnoso, senza pensare che ci poteva fare male a Meluzzo mio. Ha travagliato sempre. E io ci hai fatto pensare di essere lagnoso. E invece no, era Massaro e serviziano. Ora come faccio, che c'è più Meluzzo mio, come faccio? Non piangere. Vero, è proprio vero. Lo vero bene si apprezza quando non c'è più. E io, anche se non ce l'hai mai dimostrato, di bene, ce ne voleva assare. Pure io te ne voluto assare. E te ne voglio ancora, Amore mio, non ti toccare. ma te! La moglie pensava di morire, ma per finta sentente. Quando fosse la madre te lasciava subito ricca. Ma che vale diventare ricco quando si corre il rischio di perdere il bene più prezioso? E se va davvero devo sapere, cara moglie, non mi interessa proprio se un piccolo pendente bene. Le tue parole valgono chiossare tutta la bellezza di questo mondo. Amore mio, Non ci credivo davvero che ero poeta. Ora sapete che facciamo? Andiamo subito in un notaio e andiamo a fare un testamento. Non ne va! Ma dove? A che fate per le mettette? e tu non mi stavi dietro. Io sono stato... signora Lucia, ma mi dite una cosa? Ma Lucia, che dopo te imbeccato? Ma non è che devi essere. E allora io dopo! Ma tu chi? Tu chi sopra? Che dite? Io in questa casa ho fatto tutte le pulizie! Tutte a e ora ho deciso che in questo posto non c'è bisogno più di pulizie e visto che ci sono vi porto pure questo schifio di telegrafo e vedete se una cosa ma mi pare qua e chi stanca vede e allora dopo io papà e molte volte addio a tutti. Senti sempre se muove. Chiamalo fissa, sto cretino qua. Volete sapere una cosa? Io non capivo manco una virgola di quello che disse. Ora sapete che va a fare? Andiamo subito nel notario, andiamo a fare il testamento. No, caro! Alla mia eredità non ci pensi? Ma voi chi siete? Io E non che faccio volete niente. di marito? Io non faccio niente. Io non faccio niente. Ma su me! Meluzzo bello! Come te lo posso dire? Sei talmente... Niente. Non mi dicete niente, lasciatemi perdere, va. che energia, che fuoco! Come te la spiegare, uomo? Non mi da spiegare niente, non mi da dire niente. Fermi tutti. Io solo per leggere lo di vedere.
che lo saccuniggio e lo martiggio, che tanto crearono vampate e fuoco, anche un furo che solo mio. Io di vita inventata, che amara cucce capita, che pare manco fosse vero, ma io che fu e c'ero, solo una cosa a tutti voglio raccontare. Che queste fatte e fattaregge ne portano a pensare che la vita, chi già vera, anche se è fatta di fame stente, non c'è bisogno di pregare solo le sante. Basta l'amore, l'amore vero per dire sempre avanti. Vi presento i personaggi. Teresa la Sacrestana e Agnese, Maria Teresa Inzalato. Padre Antonio, parroco del paese, Ferruccio Bonomo. Notaio Filippo Gengo. Zingara Carmelina Valenza. Carmela la vicina, Giuseppina Capodici. Costanza la suocera, Marianna Territo. Angelozzo, Giuseppe Librizzi. Lucia la moglie, Caloggerina Capodici. Mastro Melo Scarparo, Campuccio Enzalaco. Suggeritrice e aiuto service, suggeritrice Donatella Franzù, aiuto service Stefania Nugera. Trucco e parrucco Donatella Franzù e Fatima Diagne. Ringraziamo per la scenografia Mario Sorcia e Adenzo Ullo. Sì, se Rocco Chindici vuole salire sul palco. Sono stati meravigliosi. C'è Caloggerina che chiede il microfono. Sì, aspettiamo che sale. Grazie a tutti voi veramente per averci seguito attentamente. Vi ringraziamo di cuore per averci sostenuto e applaudito con tanto amore. Vi abbiamo visto numerosi e questo ci rende orgogliosi. Un ringraziamento speciale va all'amministrazione comunale che ogni anno ci sopporta e supporta in modo eccezionale. Un ringraziamento particolare va all'autore che ci ha fatto recitare,
e che ci è stato vicino in questo nostro cammino. Grazie di cuore per averci dato questo onore di essere qui e averci resi felici. Grazie, Rocco Chinnici! Buonasera a tutti. È la prima volta, non voglio fare campanilismo, ve lo giuro. Io amo dire la verità. La prima volta che mi trovo in un paesino così come se fossi in famiglia. Vero, ho visto un po' come si trattano tra di loro e poi la cosa che mi ha sbalordito, ve lo dico veramente con tutto il cuore, è la presenza dell'amministrazione nella cultura. Non è facile trovare l'amministrazione vicino alla cultura, perché la cultura purtroppo per chi comanda è un po' pericolosa perché comincia a fare ragionare con la propria testa, mentre vedo che qui l'amministrazione vuole che si ragiona con la propria testa e questa è una cosa bellissima, perché io morirò convinto che la civiltà di un popolo si misura dalla sua cultura. Il teatro è cultura e mi auguro tantissimo mi auguro tantissimo che in questi anni a venire, speriamo non tanti anni, diventi materia d'obbligo nelle scuole, perché il teatro, al di là di tutto quello che si possa fare, aiuta a crescere, a tirare fuori dalle inibizioni, a socializzare, a fare tante cose di belle che l'uomo ha bisogno per crescere sano. Io i complimenti li farò dopo, benché dico sono stati agli occhi di tutti bravissimi, sono venuto perché mi hanno mandato un DVD, allora ho detto voglio andarli a conoscere, sono bravi veramente. A tutti voi auguro nella maniera più bella di volervi bene gli uni con gli altri, perché la vita lunga per quanto possa apparire solo agli sciocchi, è di breve durata. Vogliatevi bene.